Un sole caldo ha accolto questa mattina Giulia Ramelli per l'ultimo abbraccio profondo. Le cime delle montagne custodivano il suo sogno, diventato poi realtà, di essere istruttrice di sci. Venezia è sempre rimasta un pezzo del suo cuore. Così, questa mattina, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo non è riuscita a contenere la commozione di tutta la città e di tanta gente, arrivata fino al campo esterno a rendere omaggio alla giovanissima istruttrice di sci, uccisa da una valanga che l'ha travolta sul Nuvolaro sopra Cortina d'Ampezzo. In rappresentanza del sindaco di Venezia è intervenuto alla celebrazione il consigliere comunale Aldo Reato, il ricordo della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Quando finisce il viaggio della vita di una persona, soprattutto quando è così giovane, è sempre difficile trovare le parole giuste, perché il primo sentimento che proviamo è un grande senso di vuoto e di smarrimento. La città di Venezia si unisce e partecipa con commozione al dolore della famiglia di Giulia e di tutti coloro che la amavano e che l'ameranno per sempre. La celebrazione è stata presieduta da Don Filippo Gorghetto, coordinatore dell'oratorio salesiano di Castello Leone XIII, dove Giulia è cresciuta, e concelebrata dal parroco di Zampirolo. Nell'omelia Don Filippo si è rivolto come in una lettera a Gesù e ha richiamato il bisogno di Giulia di provare emozioni forti, il grande senso di libertà che la ispirava. Tutti si sono stretti alla famiglia, poi il ricordo degli amici, l'omaggio del suo professore di italiano. Prima dell'ultimo viaggio in gondola, fino al cimitero di San Michele, in Isola, dove Giulia riposerà per sempre. Resti vivo in tutti noi il ricordo di questa giovane donna, la cui vita si è conclusa così tragicamente troppo, troppo presto.